Bentrovati. Alle ultime elezioni molti elettori hanno votato contro qualcuno. Mi spiego. Chi era di destra, anche se non amava Berlusconi, ha comunque votato il Caimano purché non vincesse la sinistra, mentre chi era di sinistra, anche se questa sinistra gli piaceva poco, ha votato il Partito Democratico perché si doveva comunque battere il Caimano. Ora invece gli elettori di questi due partiti si trovano in una situazione paradossale. Partito Democratico e Forza Italia governano praticamente insieme. Renzi, dopo il cosiddetto patto del Nazareno, se ne uscì con una battuta agghiacciante. Dichiarò che tra lui e il Caimano c'era una profonda sintonia ed ora abbiamo di fatto un governo Renzusconi. Certo, sulla legge delega sulla riforma del lavoro, Forza Italia non ha votato la fiducia al governo chiesta da Renzi la settimana scorsa, ma i numeri ci dicono che ben 16 senatori di Forza Italia non erano presenti in aula al momento della votazione e visto che i numeri risicati di cui gode la maggioranza al Senato, se Forza Italia decidesse di fare opposizione sul serio, la maggioranza di Renzi cadrebbe in brevissimo tempo. Qualcuno penserà che sto facendo dietrologia, che non ci siano prove di inciucio tra lo spregiudicato e il pregiudicato. Invece, per chi vede i fatti senza paraocchi ideologici, le prove ci sono. E come che ci sono? Ecco alcuni esempi. Open Policy è un osservatorio della politica italiana che si occupa di trasparenza e accesso ai dati pubblici. Secondo le statistiche di Open Policy riportate in TV da Piazza Pulita, Luigi Zanda, capogruppo al Senato del Partito Democratico, e Romani, capogruppo sempre al Senato di Forza Italia, hanno votato in aula in maniera identica per il 90% delle volte, mentre col factotum di Forza Italia Denis Verdini, sempre Zanda ha votato uguale a questo signore per il 99,8%. E tutto questo mentre nei talk show, per imbrogliare meglio i cittadini e elettori, gli esponenti del PD e dei Forza Italia se la danno di santa ragione, come i ladri di Pisa. Di giorno litigavano e di notte rubavano assieme. E c'è un altro recente episodio in cui il PD ha vergognosamente tradito i suoi elettori. Martedì 7 ottobre la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha detto no all'utilizzazione delle intercettazioni del loro collega di casta Antonio Azzolini del Nuovo Centrodestra, presidente di una delle commissioni più importanti del Senato e della Camera, quella del bilancio. Il relatore del PD, Casson, voleva che le intercettazioni si potessero utilizzare nel processo contro Azzolini, ma il suo partito ha deciso diversamente, per cui Casson si è autosospeso dal suo gruppo. Il senatore Azzolini, ex sindaco di Molfetta, è accusato di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, frode in pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti marittimi e reati ambientali. È ritenuto il protagonista dello sperpero di 150 milioni di euro destinati alla costruzione di un inutile porto a Molfetta. Intercettando delle utenze di indagati per questo ennesimo scandalo, gli inquirenti si sono imbattuti con Azzolini. E noi sappiamo che i parlamentari, oltre a non poter essere intercettati senza il consenso del Parlamento, nel caso di telefonate non partite dalle loro utenze, bensì da altre utenze intercettate, per l'eventuale uso in un processo di quelle intercettazioni telefoniche serve l'ok del Parlamento. E così un personaggio accusato di aver distratto 150 milioni di euro di denaro pubblico per un'opera che non vedrà mai la luce grazie ai voti del PD che si sono aggiunti a quelli di NCD, del Nuovo Centrodestra e Lega, allegramente alleati, mentre i due senatori di Forza Italia in commissione erano assenti. Queste intercettazioni che la Procura di Trani ritiene indispensabili per dimostrare la colpevolezza del senatore saranno inutilizzabili. A favore dell'utilizzo hanno votato Casson e il Movimento 5 Stelle. Io spero che il PD, quando la richiesta andrà al voto definitivo in aula, abbia un sussulto di dignità politica e non tradisca la volontà dei propri elettori, autorizzando la Procura di Trani all'utilizzo delle intercettazioni del senatore Azzolini nel processo a suo carico. Nel caso contrario sarebbe l'ennesima prova che il PD di Renzi è esattamente identico ai vecchi partiti che hanno spolpato il Paese.
Infine una curiosità, cosa ne pensano di questo voto i leghisti che in questi giorni stanno manifestando nelle piazze italiane per protestare per i costi dell'operazione Mare Nostrum che ha salvato da sicura morte migliaia di donne, uomini e bambini nel canale di Sicilia e contemporaneamente salvano Azzolini accusato di aver sperperato 150 milioni di euro di denaro pubblico? Ci vediamo giovedì prossimo.